Messaggi d'amore e oggi vi voglio presentare a Mirko. Mirko ha 19 anni e vuole mandare un videomessaggio d'amore alla ragazza. Ciao Mirko. Ciao. Che fai? Studi, lavori? Tu che fai? D'estate lavoro e d'inverno studio. Sei di Palermo? Sì, di Palermo. Esattamente di dove? Mondello. Di Mondello, quindi sei della zona? Sì. E vuoi mandare un videomessaggio d'amore alla tua ragazza? Come si chiama la tua ragazza? Simone. Quanti anni c'ha Simona? 16. 16. Va bene Mirko. Allora, lì c'è la telecamera. Ok? Fai il videomessaggio d'amore alla tua ragazza, digli tutto quello che senti per lei. Amore, sono qui a Mondello, purtroppo tu stai là a Carini e non ci possiamo vedere sempre. Io sono qui e col cuore per me sei vicinissima e ti penso sempre. Ti amo amore, un bacio. A presto. Ok amici, abbiamo sentito il videomessaggio d'amore fatto da Mirko. Ok, allora ci vediamo. Ciao da Alberto. Ciao da. Allora Mirko. ciao amici, Ok, siamo amici. sempre nella rubrica dei messaggi d'amore e oggi vi voglio presentare a Massimo. Massimo è un ragazzo di 45 anni che ha pensato bene di rivolgersi a Strano Amore Siciliano per mandare un videomessaggio d'amore ai suoi figli. Ma sentiamo Massimo. Ciao Massimo. Buongiorno, Allora, tu sei di Mondello? io abito su queste zone e niente, volevo lanciare un messaggio ai miei figlioli. Sì. Nel fatto che magari non avendo magari il coraggio di esternare le mie emozioni, i miei sentimenti affettivi nei loro confronti, non ho avuto mai l'opportunità di esternare quello che provo veramente per loro. E ringrazio loro di avermi dato la gioia magari di sopravvivere Certo. in questa società. Allora Massimo, tu sei sposato? Sono sposato. Da quanti anni? Da 25 anni l'ho compiuti a maggio. Il tuo matrimonio è, diciamo, perfetto, fila liscio? Il mio matrimonio, diciamo, ha vacillato un pochettino, però ha prevalso la ragione, la consapevolezza di lottare con tutti e contro di tutti per mantenere unita la famiglia. Certo, d'altronde è una cosa normale, prima o poi succedono sempre. Tutte le problematiche che abbiamo noi in questa società. Certo, ascolta, quanti figli c'hai tu? Io ho 3 figli. Maschi? Ho 2 femmine e un maschio, una di 26, una di 23 e il piccolo che per noi genitori lo identifichiamo sempre il piccolo, 17. Va bene Massimo, allora lì c'è la telecamera, fai il tuo videomessaggio rivolto ai tuoi figli. Ragazzi, Francesca, Claudia e Marco, papà ha avuto il coraggio di fare questo bel messaggio, spero che voi lo vediate e lo riuscite ad ascoltare. Vi voglio un mondo di bene. Abbraccio. Grazie. Bravo Massimo, complimenti ancora, hai fatto veramente un gesto favoloso. Complimenti ancora da Strano Amore Siciliano. Mi sento più elevato e mi sta bene. Ok, Non ho parole. ciao amici, ciao da Alberto e ciao da Massimo. Ok, ciao. Oh yeah!